Ah, non ci credo. C'avevo il matto, raga. Scacco. Benvenuti amici di Matto Scacco in questa nuova puntata del gioco finché non perdo. Giocherò partite a 5 minuti fin quando non mi daranno una bella mazzolata. Siete tutti invitati a lasciare un commento qui sotto quando vedrete delle mosse migliori sia da parte mia ma anche dell'avversario, che ovviamente commetteremo degli errori. Intanto volevo ringraziarvi perché il libro Matto Scacco, la tua mossa vincente, disponibile in tutte le librerie online, è andato in ristampa dopo le prime 1000 copie vendute. È andato in ristampa, quindi vuol dire che vi sta piacendo e sono molto 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 felice. Scusate, mi tolgo il cappuccio perché potete capire che siamo a luglio e sto coso qui è pesantissimo. Quindi andiamo, sacrifichiamoci per il bene di Sherwood. Andiamo. Prima partita. Eccolo, eccolo. Si va, si va. Andiamo col nostro sistemino colle, ragazzi. Ho promesso che prima o poi farò un corso tenuto da me sulla Matto Scacco Academy, dove, dove spiegherò il sistema colle, no? Che merita diverse chance. Le merita perché è un sistema facile da giocare. Eccolo qua, come, come non detto. Ah, se io faccio questa. Aspettiamo, aspettiamo. Vediamo come vuole evolvere la situazione. Ecco, questa è interessante adesso, secondo me, perché poi c'ho questa qui. Questa può iniziare a essere interessante. So che queste spinte generalmente non sono granché, ma io ho questa adesso che è molto buona, secondo me. Attacco qui. Attacco qui, quindi non può spingere B6. E quanto prima questo cavallo lo toglieremo da qui, che dici? Ok, qui si è creato un bel buco, quindi potrebbe essere... Come lo prendo? Devo fare cavallo B1, cavallo... no, come lo prendo questo buco? Ok, poi ci pensiamo, dai. Va bene, ci penseremo un'altra volta. Intanto, e dici di interrogare questo alfiere, questo cavallo. Qui ci vuole qualche sacrificio di cavallo, abbiamo già capito. Abbiamo già capito l'andazzo, che ci vuole un sacrificio di cavallo. Mamma che brutto questo cavallo qui, è la mossa penso delle più brutte che abbia mai visto. Questa come la vedi? Brutta anche questa, brutta forte. Brutta forte, però... E se faccio questa? Cade qui con doppio. Madonna, perché se mi fa questa qui è ancora più brutta. Cioè, a parte la può fare comunque anche dopo F4, eh. Però con F4 magari tengo un attimino più e do spazio anche alla torre. Così su questa posso ritirare. Mamma mia che brutto l'alfiere in C2. Mamma mia che brutto. Ok, meno male che è andata così. Ora c'è un'autostrada qui sulla colonna E. C'è un mega buco su E3. Anche lui. Madonna, io dovrei attaccare di qui. Solo che faccio fatica a trovare un piano, ragazzi. E credo che devo iniziare a preoccuparmi di cosa succede invece da queste parti. Però se riuscissi a mettere un cavallo in E5, schifo schifo non mi farebbe. Però prima di fare cavallo F3, altrimenti lui prende subito qui, devo togliere questo cavallo. Quindi cavallo qui, cavallo qui, cavallo... Sono a corto di spazio. Posso... ma con G4 F5 non perdi l'alfiere. Chiedo per un amico. Esattamente. Allora, facciamo prima... La mia regina ha pochissimo spazio. Facciamo prima... Evitiamo che la donna possa creare danni. Ok, mi sta anche bene. Mi sta anche bene come mossa. Facciamo così. Non voglio farti arrivare con la regina. A parte che... Ok, qui non può arrivare, qui non può arrivare, qui non può arrivare. Può arrivare qui, giustamente. Però posso venire anche qui. Con la torre. Posso venire anche qui con la torre.
Ok, il cavallo e l'alfiere tengono qui. Te pareva. E vabbè, io vengo qua, scusa, che soffesso. Cioè, è che soffesso. E io vengo qui, non ho capito. Un po' per uno, non fa male a nessuno, diceva mio nonno. Allora, io giocherei alfiere qui così. Mm? Non è male, secondo me. Almeno facciamo uscire intanto la torre. Questa torre sospesa non mi piace per nulla, ma proprio per nulla. E questo qui. Quella torre sospesa continua sempre a non piacermi, io lo dico. Lo dico perché tu vuoi venire qui, io vengo qui e tu vieni qui. Aspettiamo, dai, aspettiamo un attimo. Aspettiamo un attimo a giocare questa. Andava giocata. Andava giocata. Morale della favola. E su questa forse ti catturo anche. Che do balls, che do balls, che do balls. Va bene, dai, facciamo così. Sono sotto di un minuto, ragazzi. Un minuto pieno. Un minuto pieno contro questo avversario che ha impostato una partita particolare. Qui c'è un bellissimo buco. Torre 3. B4, B5. Qui sarebbe bellissimo entrare qui, ma non si può. B4 A4. Così dai, devo fare una roba del genere. Occhio che su B4 c'è questa subito, quindi prima donna C2 e poi B4. Aveva forse questa subito. Non so che cosa vuole fare muovendo il re. Non ho tempo neanche per pensare ai suoi piani. Abbiamo detto che su questa torre qui immediately. Adesso a 4. Ok, vuole... Non so cosa voglia fare. Forse sta cercando di temporeggiare perché anche lui giustamente non sa proprio esattamente qual è la mossa giusta in questa posizione. Ok, questa non la farà mai, non so quanto gli convenga farla. E invece l'ha fatta. Ok, dai, doppio attacco, cadrà qualcosa, no? Cadrà assolutamente e sicuramente qualcosa. Su questa c'è sempre cavallo qui. E su questa... esatto, su questa c'è cavallo qui, abbiamo detto. E... allora sai che ti dico? Facciamo così, così non c'è più cavallo qua. Cavallo qui ha un senso? Ad occhio direi di no. Però se non lo metto qui questo cavallo non gioca. Ok, abbiamo recuperato il tempo intanto, questa è un'ottima cosa, un'ottimissima cosa ragazzi, che abbiamo recuperato tempo. Questo ora me lo prendo subito. Cioè non gratis, anzi, me lo devo riprendere perché gli ho dato un pedone. Vantaggio di tempo per la prima volta nella partita. Questo cavallo devo dire che è molto forte qui, eh. Devo dire che sa il fatto suo. Ok, arriverà il cambio di donne. Ok, quel punto lì in C3 non mi fa fare nulla. Quel cavallo lì in C3 non mi fa fare nulla. E allora io voglio raddoppiare le torri qui. Cavallo tieni. Tieni cavallo, fai il bravo. Fai il bravo cavallo, tieni. Adesso lui mi cambierà qui con la speranza che io vado col cavallo. Ma io gioco premove di pedone F. Così guadagno un po' di tempo. Attenzione! Attenzione! Dovrebbe funzionare questa mossa. Se lui fa questa. Forse c'è questa che è ancora più bella. Forse c'è questa. Attenzione, attenzione signori. Attenzione. E cavallo qui accompagnerà definitivamente questo pedone a promozione. Wow! Non mi sembra vero. Ok. Non è tutt'altro che vinta questa partita qui. È tutt'altro che vinta. È tutt'altro che facilmente vinta. È quello il problema. Vediamo se sto cavallo si va a intrappolare. Per fortuna sembrerebbe di no. Ok, questo cambio qui
Glielo posso fare? Io posso far fare questo cambio qui. Potrei farglielo fare, ma non è il momento ancora. Facciamo così. Vorrei far uscire il re. Tempo, 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 tempo è troppo importante. Non riesco a capire che cosa voglia fare, anche perché questo è tenuto. Non ho tempo per pensare a lui cosa diamine voglia fare. Ah, vuole entrare qui e prendersi il pedone. Molto semplice in realtà il piano. Bello. Un piano che ha senso di esistere. Cos'è? Mi faccio unire i pedoni qui? Però scappo anche io col mio, eh. È vero che scappo anche io col mio. Attacco qui e posso scappare qui. Se lui... Anzi, non entra neanche qui grazie al cavallo. Quindi in realtà mi è andata anche bene. Devo dire che non è che avevo calcolato tutto. Ehm, che situazione del Kaiser. Che situazione del Kaiser. C'ho lo scacco qui che para la fuga. Para la fuga. Uff. Wow. È stata tachicardica al punto giusto questa partita. Sicuramente era vinta, ma con così poco tempo io faccio sempre paura. Ho 2 mosse mancate, sicuramente potevo vincere in miliardi di altri modi, ma va bene, va bene. Ragazzi, abbiamo vinto, quindi continuiamo a giocare. Non appena qualcuno ci darà una bella mazzolata, finirà questo episodio, ma per ora sembra che sia cominciato col piede giusto. Molto forte questo avversario. Ancora coi bianchi. Sistema colle, ragazzi. Promesso che farò il corso. Promesso che farò il corso. Sulla Matto Scacco Academy. Sarà un corso di diverse ore. Invece no. Cambio di programma. Cambio di programma. Benoni. Benoni. Ma chi è che l'ha inventata sta Benoni? Perché? Perché dovete inventarvi ste difese qui? Io dico, non so neanche se è giusto è 4. Sicuramente è giusto, però non so mica come si gioca. Non lo so, fammi fare al Rocco, alfiere 3. Donna B6, con cosa si gioca su Donna B6? Non ne ho idea. Sai che non ne ho idea, non ho idea di cosa bisogna giocare qui. Donna B6. Donna B6. Boh, cavallo B3. Vabbè, facciamo questa e non ci penso più. Affambagno. Ah, l'anima di Kita è morto. Così, insulti gratuiti agli avversari. F4, interessante, non ora. Non ora. E facciamo così intanto. Perché, boh, penso che giocherò B3 quanto prima. Tanto ci togliamo, no? Sempre da... Ah, era questo quello che tu volevi fare in realtà. In realtà era questo quello che tu volevi fare. Ho capito. E vabbè, dai, questa qui potrebbe avere senso. Potrebbe avere senso. Sì, ti apri la colonna, però se arrivi con l'alfiere gioco F3 subito. Va bene, dai. Penso che su questa devi andare di pedone adesso. E se vai di pedone... E se io faccio questa? Questa qui. Questa qui. Qui deve esserci la confutazione perché mica puoi mettere in difficoltà così davvero da subito. E 6, se spinge 6 si indebolisce di 6, quindi in futuro questo è attaccabile. Devo capire come muovermi, devo capire un modo per muovermi, fare qualcosa. B3 credo che sarà una delle prossime mosse sicuramente. Così per consolidare un po'. F3 la voglio fare F3. Potrei farla, eh.
No, non potrei fare, non la voglio fare. Allora, hai messo il cavallo qui. Perché hai messo il cavallo qui? Per rompermi le balls qui? Sai che non riesco a capire? Nel dubbio, quando non riesco a capire, vuoi farmi un sacrificio della vita? Va bene, non riesco a capire. Che ti devo dire? Devo capire per forza tutte le tue mosse? Allora, c'è questa che era caruccia. Però lui arrocca in realtà. Però non so se vuole arroccare perché c'è la colonna H bella bella. Ok, ok. Allora, se adesso lui fa questa, aspetta che se vengo qui, lui sacrifica qui, torre qui e 5 c'è un doppio. Però dovrebbe funzionare. Dovrebbe funzionare perché io ho il Desperado su G6. Se mi dovesse fare questa dovrebbe funzionare. Se vado con la torre mi arriva alfiere. Aspetta, aspetta. Se mi fa questa, ma quasi quasi vado di pedone. Se vado con la torre. Wow. Wow! Che cosa non ho visto? Che cosa non ho visto? E continuo a non vedere. Questa. Madonna, che brutto questo attacco, posso dirlo? Posso dirlo che è bruttissimo questo attacco che mi sta arrivando? Adesso mi arriva pedone, pedone, Wow. Qui le sto prendendo di cattivo gusto, le sto prendendo tra l'altro. Ok, proviamo a cambiare le donne. Ho bisogno di alleggerire la posizione anche se sono sotto di un pedone perché lui ha un attacco troppo forte. Questa la vincerò, se la vincerò sul tempo perché così non ci sono i presupposti per vincerla. Ok, se lui ritorna con la donna qui per tenere la tensione, io proverò a ricambiarle ancora. Sì, così farò. Se va sul nero, ok, cambio subito, proprio senza pensarci minimamente. Questa la posso fare. Questa credo che la posso fare. Non ho calcolato, ma forse posso farla. Non ho calcolato sacrifici, mega robe. E se viene qui sposto l'altra torre. Che l'altra torre comunque io la voglio mettere qui. E poi questo cavallo lo riutilizzeremo in qualche modo. Io ho paura dei sacrifici, tantissimo. Ho paura dei sacrifici qui, perché questo poi mi cade. Tipo cavallo, ok, allora facciamo che non facciamo accadere queste cose, quindi così. E questa sarà una delle prossime mosse, credo. Ok, fuori sta tuonando, sarebbe il bellissimo se ora si disconnettesse. Allora, pedoni, voi volete essere valorosi nella vita o volete fare i cacassotto? Wow, partita stramba, partita stramba, partita veramente stramba. Intanto c'è pressione, intanto c'è pressure che sta puntualmente togliendo. Vediamo un po' questo alfiere se lo mette in catena, può essere benissimo che lo metta in catena. Niente catena, allora giochiamo così, pronti a questo attacco. Ok, i cavalli disorientano, quando c'è poco tempo è ottimo metterli un po' a caso avanti perché lui deve fare tutti i calcoli di dove possono andare i cavalli e questo gli fa perdere tempo. Dovrebbe funzionare questa mossa, dovrebbe funzionare perché prendo il tempo qui, c'ho scacco e poi riesco a salvare il cavallo. Oh, quanto è difficile la vita dello scacchista, quanto è difficile, ma perché è così difficile? Ve lo siete mai chiesti perché è così complesso? Premove, torre su cavallo. Mio Dio, mio Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio. Bellissima questa secondo me. Questa secondo me è molto bella. Vai che abbiamo una buona... Adesso è una buona posizione, devo dire la verità.
Che sudata, sto sudando e abbandona, onesto, abbandonato bene perché secondo me qui stava crollando un po' la posizione. Una great move ho fatto. Vabbè, qual è stata great move? Vabbè, ci fidiamo. Andiamo avanti? Vai. Ok, giochiamo con l'ero, quasi 2000 punti, attenzione. Questo mi fa il sistema Londra. Ah, questa però non se l'aspettava. Questa il nostro amico non se l'aspettava. Deve essere onesto con se stesso che non se l'aspettava. Scacchino? Uno scacchierellino? Cosa vuoi fare? Sì, donna per. Cavallo, sempre donna per. Mamma mia, quanti secondi! Giusto, no? Che funziona questa roba. Dimmi che funziona. Scacco, metto alfiere di 7. Ok, potremmo cambiare tutto. Potremmo davvero cambiare tutto. O intanto potrei cambiare tutto, sì. Ok, teniamo i suoi cavalli che entrano qui, per favore. Se fosse possibile. Poi a volte non è possibile. E 5, sta per arrivare 5. È arrivata. Ok, F5 non credo sia una casa... Credo, Poi lui è più forte di me su carta. Ecco, infatti si scoprì che era una buona casella. Su questa sviluppo l'alfiere. Se gioco questo... questo qui se non glielo tolgo rimarrà a vita qua. Rimarrà a vita qua. Ma ho tempo per toglierlo, no? O deve per forza subito... Capito? Perché lui metterà una torre e controllerà la casella di 6 alla perfezione. Quindi penso che ho tempo. Anche così a Roccolungo in realtà non è male. Alfiere 6 a Roccolungo... No, a Roccolungo no, perché c'è questo che è troppo forte. Oh, adesso che però ti sei tolto quella casella di ritirata del cavallo, il tuo cavallo deve andare qui. Adesso mi piace. Devo dire che adesso mi piace. Vaffanbagno. E adesso, amico Fritz... Allora, non lo metto in fianchetto perché rimarrà chiuso a vita questo alfiere, poverino. Quindi lo metto in E7. Adesso su questa minaccio anche H5 tra le altre cose. Va bene, va bene. Alfiere in E7 la prossima mossa sicuramente. Alfiere in E7 al Rocco o alfiere 6 per controllare qui. Alfiere 6 anche non è male. Sì, alfiere 6 per controllare qui. Alfiere 6, così impedisciamo anche alfiere C4. Che cosa sta pensando? Di me sta pensando a qualche sacrificio che non ho visto, Alfiere 6 è giusto, è più giusto alfiere 6, così impediamo il naturale sviluppo di questo. Onesto? Onesto l'amico, ma se io faccio così, tu fai così, io faccio così. Desperado. Tu giochi alfiere, io tolgo, tu catturi, io catturo, tu catturi. Wow, che bella mossa che ha visto. Posso dire che era una bella mossa. È una bella mossa. È una bella mossa che mi costringe a... Bella mossa, davvero. Ad accettare qui. Vai, accetto la sfida. Scacco. Scacco matto quasi. Wow. Ok, come minimo si rifà di un pedone. Potrà andarmi peggio, molto peggio. Con questa scoperta potrà andarmi decisamente molto peggio. L'obiettivo è nascondersi qui. Ok, a Roccolungo o... Ok. Bene, credo che qui sono al momento abbastanza sicuro. Ok, questo alfiere cadrà perché adesso figurati se non me lo cambia. Va bene. Ok, siamo in parità di materiale, leggero vantaggio di tempo. Lui ha la coppia degli alfieri. Lui ha la coppia degli alfieri. Questo alfiere è forte, quindi devo giocare F6 quanto prima. F6 devo giocare, dai.
inchiodatura, quindi possibilità di B4, B5 eccetera, ma penso che tolgo il re e siamo tranquillamente tutti felici. C'è anche questa che non è proprio la cosa più carina del mondo, ma l'obiettivo è comunque togliere il re da qui, quindi se l'obiettivo è togliere il re o cambiare gli alfieri, una coppia di alfieri. Sì, dai, possiamo farla, facciamola. Facciamola, cambiamo. Cambiamo, troppo forti i due alfieri, troppo forti. Così ho già una torre attiva e l'altra è pronta per raddoppiare. Devo stare solo attento a questi pedoni che me li attacca da dietro, che sono sul nero. Ok, su così cambieremo tutte le torri. Così andrà a finire che cambiamo tutte le torri. E si gioca alfiere contro cavallo. Vai, alfiere contro cavallo. Uno dei finali che odio di più in assoluto. Però il cavallo devo dire che è molto forte. Il cavallo è imprevedibile. È imprevedibile il cavalluccio. Così attacco l'alfiere che viene qua. Che viene qua per attaccare da dietro i pedoni. E io li metterò sul bianco, no? Questi bei pedoni. O no? Li metterò sul bianco questi bei pedoni. Aspettiamo, dai, vediamo lui cosa fa. Credo che non ci sia tutta la fretta del mondo. B5 ha senso però. B5 ha senso. Ah, si vuole creare un pedone che passa di qui in realtà. Però beh, c'ho il cavallo, no? Quindi non penso sia... Vediamo. Vediamo se fai questa. Sai che mo ho fatto una mossa del caso, però così mangio col re. Secondo me non è male. Chiaro, se mangio col pedone, il pedone è passato ed è un errore madornale. Vediamo un po', diamogli un po' di fiducia, vediamo cosa fa. Ok, vuoi venire da questa zona della scacchiera? Ah, 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 ah. Cattura. Bella, ci sta, ci sta. Ci sta, amico mio. Dico che ci sta. Ci sta. Scacco, cattura, cattura. Vinci il finale così. Porca vacca, sto cavallo di me. No, ha vinto il finale. Ha letteralmente vinto il finale. Adesso te lo devo bloccare, gioco con un pezzo in meno. Scacco, vieni qui. È tosta questa. Re qui. Gioco con un pezzo in meno. Scacco. Vediamo se la rubiamo sul tempo, ma troppo facile per lui questo finale. Per fortuna la casa di blocco è su casa bianca, quindi lui deve capire come entrare. Scacco che non fa mai male. Ok, proviamo a non farlo entrare. Proviamo a non farlo entrare. Scacco. Vediamo se c'è qualche... Ok, andiamo a dare una mano di qui, va?
Andiamo a dare una mano. Qui crolla tutto, crolla tutto, crolla tutto. Però c'è un secondo ragazzi, c'è un secondo. Ah, patta! Patta perché non c'avevo più pedoni. Però, intanto Robin porta una mezza rubatina a casa perché questa era palesemente vinta per lui. Non è male, ragazzi. Alla fine non è male, non è male. Terza partita col bianco su 4, anche questa non è male. Ok. Perché? Perché infatti queste... Perché mi volete fare arrabbiare sin da subito così? Perché? Cosa vi ho fatto? Vi ho picchiato da piccoli, non so. Avete qualcosa contro di me? Perché dovete fare queste cose? Cioè, sembra che mi sono sempre comportato bene nei vostri confronti, no? Sto delirando, ragazzi, sto delirando. Alla quarta partita si inizia a delirare. Sì? Ah, io sono felice di questa mossa che mi hai fatto, però, eh. Posso essere sincero? Perché a me piace essere sincero. Ehm, boh, questa merita, sicuramente merita, però merita anche più il raddoppino, secondo me. Raddoppino di torri, attiviamo tutti i pezzi. Questa ha il suo perché. No, perché cade qui, niente, come non detto. Mamma che giocatore noioso che sei! Mamma che giocatore noioso che sei! Ma secondo te ti cambio le donne? Secondo te, con una posizione così bella, posso mai cambiarti le donne, sinceramente? Dai, devi essere sincero una volta nella vita. Se io ti gioco questa intermedia, tu vieni sul bianco. Se io ti gioco questa, tu spingi, io ti mangio qui. Non è male, eh? Se io ti gioco questo, tu vieni con il cavallo. Io poi c'ho regina qui. E tu ritorni in F6. Non è facile da capire qual è qui la mossa migliore. Vai, proviamo a fare questo. Non era facile capire qual era la mossa migliore. Scrivete nei commenti secondo voi qual era qui, quella migliore. Qui c'è la minaccia di matto, ma abbiamo detto che c'è cavallo F6. Su questa ci sono 1000 scoperte. No, su questa io ho veramente questa qui. Zitti tutti. Zitti tutti, che se lui dovesse fare questa con scoperta sul mio alfiere, io ho intermedia. Ok, questo alfiere mi sta implorando vendetta e pietà in tutti i modi possibili. Lo devo mettere davvero in E2, secondo voi? Cioè, è così brutto che lo devo mettere in E2? Forse sì. O forse devo giocare veramente regina E4 e dare il mio alfiere. Intanto io ora raddoppio sulla colonna C e lui giocherà C6 tutta la vita. Ok, credo che voglia cambiarmi le donne semplicemente. Va bene. Cavallo G6. Ok, c'è anche questa che non è male. Per alleggerire un po'. E il mio cavallo non stava giocando. Lui ha troppo più tempo più di me, tra le altre cose. Torre D1. E a questo punto si gioca sulla colonna D. Cercare di cambiare le donne, tanto per cambiare. Donna F5. Proviamo a cambiare. Proviamo a mettere una batteria se riusciamo. Ma preferisco forse più raddoppiare. Cambio di donne, esatto, che non voglio mai fare. Penso di avere una posizione leggermente superiore, quindi col Kaiser che te le cambio. Fratello caro. Anche se sono sotto di tempo, mi avrebbe fatto comodo alleggerire la situazione. Però adesso ho il controllo della colonna D. E che cacchio. L'alfiere andrà in F3 quanto prima. Hai finito di cambiarmi le donne?
Sto giro però forse ha senso, perché adesso ho il tempo, è vero che tu chiudi qui, però io ho alfiere. Ho questo. Allora, intanto facciamo alfiere, che era una mossa che volevamo fare noi per controllare meglio qui. Adesso io ho questa e faccio le torri gorilla. Come la mettiamo? Se porti una torre, cambio le torri e perdi questo pedone. E mo so guai. Ti è piaciuto? Ti è piaciuto cambiare le donne? Ti piace cambiare le donne con 2 minuti in più sull'orologio? Bravo. Ho paura che stia male la mia torre lì. Ho paura che stia male la mia torre lì. Teniamo il controllo della colonna. Magra consolazione, magrissima. Che balls! Quando giocano così. Madonna, quanti schiaffi. Quanti schiaffi quando giocano così, signori. Qui sto cavallo che intenzioni c'ha? Che intenzioni c'ha sto cavallo? Devo venire di qua, altro che andare di là. Cioè, sto perdendo proprio mosse. Subito via. Ok, penso che dovrebbe essere abbastanza pari questa situazione. Però aspettiamo a dire cose. Aspettiamo a dire cose, che qui la vita è imprevedibile. Potrei anche farmelo mangiare in realtà. Potrei anche farmelo mangiare, che se tu mangi e non entri. No, entri come invece. Ok, non si può. Arriva questa. Forse devo entrare qui. No? Che devo entrare lì? Certo che devo entrare lì. Patta. È patta? Così. Così. Eh sì, perché così devo venire giù. Così, così, così. Eh sì, per forza. Vabbè, dai. Patta anche questa. Mamma mia, quanto mi rode. Questa secondo me avevo delle possibilità. Secondo me. Non andate bene, ma vabbè. Tutte ste patte, ragazzi. Sempre il bianco, ma qui qualcuno deve aver hackerato il sistema. Sistema colle. Io sono sempre fiducioso. Sono sempre della mia. Ah, che Dubol sta usando il riccio. No, niente riccio? Per lo torre a Rocco Lungo lo fai. Ah, adesso però t'attacco. Mo t'attacco. Ah, prima t'attacchi tu. Prima t'attacchi tu. E poi t'attacco io. Vabbè dai, sarà mica buona questa tua mossa. Sarà mica buona questa tua move. E che cacchio. Cioè, adesso c'ho già... Cioè, va bene, no? Direi che va bene alla grande. Ah, qui c'è un po' di pressure su questo alfierino, dopo la spinta. Quindi facciamo che ci giochiamo questa e ci mettiamo una torre, così l'alfiere è al sicuro. Ho tante idee tattiche, anche cambiare qui e poi dare... Secondo me ci sono tante risorse tattiche in questa situazione. C'ho anche cavallo 2 che tiene il matto, quindi se lui dovesse arrivare a fare cose di questo tipo... Tanto c'ho la scoperta sulla donna, che non è mai male. Donna B2. Donna B2, facciamo un po' di pressione. Cioè, qui deve succedere, deve esserci qualcosa. Forse era meglio sulla colonna C? Forse era meglio attaccare sulla colonna C in faccia così. Però qui mi sembra male. C'ho anche questa. Se vieni qui con la donna, catturo. Quindi questa c'è. Questa c'è davvero.
Questa c'è davvero. Dai, 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 che questa ce la portiamo a casa con un attacco fulminante. C'è il mondo qui. C'è anche torre C1 e cavallo B6. Che bella che è torre C1, cavallo B6. Forse è ancora più bella di questa. Torre C1, cavallo B6, bellissima. Porca vacca, devo mettere subito la donna in C2. Ok, tu vuoi mettere il cavallo qui, credo. E quindi mi neutralizzi questa. Mi neutralizzi quella. Per questo ho messo il cavallo lì. Dimmi che era per questo che ho messo il cavallo qui. Esattamente. Ma noi, siccome siamo dei furbacchioni, andiamo ad aumentare la pressure. Attento che prendo il matto, Christian. Allora. Tenendo conto che lui non potrà mai prendermi questo, altrimenti perde qui. Aumentiamo la pressione. Oh! No, che cacchio ho combinato? Ma guarda quanto sono fesso. Io l'ho detto che sono un fessacchiotto. Boh, finito l'attacco. Ma perché? Perché? È finita, raga. È finita realmente. Cioè, è finita. Donna qui, gioco F3. È finito l'attacco. Finito. Cioè, tutto ciò che avevo di promettente. Provo a giocarla, ma questa merito di perderla. Ma si può perdere un pezzo così come un fesso. E no che non si può perdere il pezzo così come un fesso. C'ho anche un tatticismo della Madonna. C'avevo una volta. Una volta ce l'avevo. Dai, cade anche qui. Cade tutto. Oddio, mi hai preso l'alfiere. Io ti prendo questo con scacco. Poi ti prendo qua. E poi ti prendo qua. Forse recupero il pezzo. Zitti tutti. Zitti tutti. Qui devi prendere con la torre, per forza. Ok, prendiamo qui con scacco e mi riprendo il pezzo. Zitti che forse abbiamo trovato il modo per rifarci. Madonna, non so neanche io come ho fatto. Però non è che mi piaccia questa situazione, eh. Donna di 5. Dirti che mi piace non è che mi piace. Dirti che ti piace non mi piace. È quello il problema. C'è torre qua. Alfiere qui, alfiere qui. Alfiere B3. Donna di 2, alfiere B3, così la donna comunica con la torre. La torre sarebbe bella farla andare qui a attaccare questo punto debole. Esattamente, esattamente. E se forse potevo giocarla subito in realtà, che stupido. Che stupido, potevo giocarla subito, tanto la devo mettere la torre qui. Ma vedi? Vedi che ci perdiamo in un bicchiere d'acqua? Torre qui. Io devo attaccare questo punto. L'unica cosa, perché è su Casa Bianca, quindi l'unica cosa che mi può salvare è l'attacco su questo punto. L'unica. Come lo difende ora a questo punto? Non può, deve attaccare per forza qui. Scacco. Wow. Wow. Bella. Mi sei piaciuto con questa audacia. Va bene, mal che vada donna 1 alla prossima. Esattamente. Potrebbe finire patta anche questa, eh. Potrebbe essere una di quelle patte storiche. Tieni i pedoni sul bianco. Fai quello che devi fare, fratello caro. Andiamo sul bianco. Sì, potrebbe essere patta. Tranquillamente.
Proviamo ad attaccare da dietro, va. Scacco. Scacchino, così te ne ritorni sul bianco. E faccio così. Vediamo cosa succede. Ok, c'è il re fuori gioco per la mia torre. Re fuori gioco, quindi vuol dire che posso andare a spasso col mio re come mi pare e piace. Giusto, no? Quindi col mio re andrò a spasso. Facciamo così, ripetiamo un po' di mosse. Tu vieni qui, io vengo qui. Ti attacco qui. Tu spingi e catturo. Tu vieni qui. Spingi. Spingi. Abbandonato? Sul serio abbandonato? Perché qui c'avevo qualche mossa vincente. Ragazzi, scusate. Cioè, perché abbandonato? Ragazzi, scusate, sto vedendo... Cioè, se lui spingeva... C'era questo. Bene. Bello, bello vincere senza neanche accorgersene. Ottimo, ottimo. E si continua, si continua. Dimmi che sto registrando. A volte viene l'incubo che non sto registrando. Esiste questa mossa che hai appena cercato di farmi. Ok, sul cavallo qui. No, non devo fare di 6, dai. Devo fare di 6. E mi sa che devo fare di 6. Mamma che brutta di 6. No, dai, non voglio fare di 6. Fatemi fare altro, non di 6. No, dai, di 6 non posso farlo. Attacco qui. Questa si può fare, no? Attacco qui, dovrebbe funzionare. Ah, però perdo C7 poi. Vabbè, intanto facciamo così. Così e di 6. Bene, adesso mi ritroverò tutti i suoi pezzi contro, però se non altro ci aveva un pedoncino in più. Adesso quanto prima giocherò alfiere 6 o alfiere F5 se voglio cambiare. Alfiere F5 è anche carina secondo me. Alfiere F5 per cambiare un po'. Alfiere 6 posso... Alfiere 6, cavallo qui. Lui mi cambia l'alfiere a me. Cambiamo l'alfiere bianco, così poi spingo B6. Cambiamo l'alfiere bianco, dai. Così spingo B6, c'ho i pedoni solidi sul nero e lui non ha... E se faccio questa? Sul serio? Tra l'altro mi dai anche questa. No, mi fa una paura matta questo giocatore qui perché è uno di quelli strani. Uno di quelli strani con un gioco strano e mi fanno una paura matta questi qui a me. Mi fanno una paura alfiere F3, eccolo qua. Allora siamo pronti intanto a... Siamo pronti per alfiere 5. Ok, dai, un pedone mi sa che lo riprendi. E se gioco questa? Però aspetta, se gioco questa...
Tu cosa fai con questo alfiere? Vieni qua. Quindi io ho il tempo per tirare su qui. Madonna, tanto tempo più di me, tantissimo tempo più di me. Ok, dai, facciamo quello che andava fatto. Forse c'era di meglio, ma ripeto, non sto avendo neanche il tempo per capire cosa diamine fare. Le torri non comunicano, questa è un'ottima cosa. Le torri non comunicano ed è un'ottima cosa. Tu così mi attacchi il cavallo, così... Così scendi con la torre. Wow. Però così c'ho il tempo. C'ho il tempo sulla torre. Arriva qua. E c'ho alfiere H3. C'ho alfiere H3. Subito, immediata. Alfiere H3 immediata, subito in realtà. Alfiere H3 immediata. Sul alfiere qui c'è il cavallo che prende. C'ho 1000 pezzi sospesi. 1000 pezzi sospesi. Bella, beh, sta uscendo fuori una bella partita. Difficilissima da giocare per me. Torre qui. Torre qui. Donna qui, volevo dire. Donna qui. Sto provando l'impossibile, eh. Questo qui c'è il cavallo. Sto provando l'impossibile. Questa o la valo a spacca. Cioè questa è proprio la classica partita che o la valo a spacca. Torre F1. Torre in E3. Torre in E3 esiste. Torre in E3. E a quel punto porto a casa il cavallo. Lo porto a casa il cavallo? Lo porto a casa, dai. Posso continuare a rompere le scatole, ma facciamo quelli che vanno a casa. Alfiere per C7. Alfiere per C7. Segue... Alfiere per C7. Segue torre qui, secondo me. Torre qui. Tu mangi qui, io mangio qui. Sì, dovrebbe funzionare. Se mangi qui, io mangio prima qui. La tua donna deve rimanere al controllo dell'alfiere, quindi vuol dire che... Ok. Se mi fai torre per, premove... Giusto, sì, facciamolo. Ok. Wow, forse mi hai fregato. Forse sto giro mi hai fregato sul serio. Cambiamo un po' di cose e giochiamo così. Alfiere qui e dovresti tenere tutto. Ok, non ho più energie per calcolare, ragazzi. Cioè, lo svarione dietro l'angolo. Non ho più energie per calcolare, ve lo dico. Non ho più... Ah, questo doveva rimanere qui. Doveva rimanere qui, questo alfiere. Doveva rimanere qui. Doveva rimanere qui per minacciare qualcosa. So perché l'ho ritirato. Perché sono un fessacchiotto. Essenzialmente sono un fessacchiotto. Scacco. Ah, che fessacchiotto. Guarda quanto sono fessacchiotto. Disastro, disastro. Se si avvicina lì con la... Se si avvicina così c'ho il fiere. Disastro. Disastro. E devo aprirmi una via di fuga per il re. Forse è questa la via di fuga migliore da aprire, in realtà. Sì, dai. Facciamola subito questa. Devo muovere veloce come il vento, ragazzi. Veloce come il vento. Cioè, non ce n'è. Non ce n'è. Vediamo se questa trappola funziona. No, perché c'hai H5. Hai H5, hai... Tu hai H5, io c'ho scacco.
Poco tempo. Spero solo in un bel doppio a un certo punto. Questa è la mia vera speranza. Scacco. Occhio, 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 occhio. Occhio che qui si perde. Questa c'era. La vorrei analizzare questa perché è stata bella. Secondo me forse avevo qualcosa di buono da fare a un certo punto. Allora, qui sì, alfiere B4 e fortuna era la giocata migliore. Cavallo per, giusto. Fin qui D6 ho giocato bene. Donna F6 prima del motore, alfiere F5 prima del motore, donna per C3 prima del motore. Fin qui. Qui c'era cavallo B4. Ma io però sono un cacassotto e gioco questa. Cavallo di 4 giusta. Alfiere... Questa no. C'era alfiere cavallo e 6. Va bene, va bene. Comunque non è che mi ha fatto perdere questa mossa. Questa qui. Questa qui interessante. Donna di 2 era giusta. Eccola qui. Torre B di 8. Qui avevo torre B in D8. Minacciavo matto a raggi X. Torre F in E8. Mamma che cosa ho visto. Come ho fatto a vedere questa con pochi secondi? Mamma mia raga. Cioè, oh alla fine dai, stavo strabene. Ah, non ci credo. C'avevo il matto raga. Scacco. C'avevo il matto, ragazzi. C'avevo il matto, ma vabbè, dopo non voglio giustificarmi, ma dopo così tante partite è veramente difficile mantenere la concentrazione. Qui che devo giocare? Qui B6 dice il motore. Vabbè. Va bene, meritata ragazzi, meritata perché se uno non vede un matto in due è abbastanza meritata. Spero che vi siate divertiti ragazzi, il vostro Robin adesso si mette a fare un po' di problemi di tattica perché mi sa che deve migliorare un pochettino. Ci vediamo alla prossima, ciao!